L'unico obiettivo sembra quello delle spese militari, come dire una pace fondata sulle armi. E mentre si prega per Papa Francesco, non si può non ricordare il suo grande no agli armamenti. Le uniche armi per il pontefice, lo ha detto fin dal primo giorno della sua elezione, devono essere il dialogo e l'incontro. E il no del Papa agli armamenti portati avanti dal Parlamento europeo risuona in questi giorni ancora più forte. Secondo il Vaticano, invece di usare fondi per affrontare le sfide, tra cui la povertà, si usano le risorse per la corsa al riarmo. Risorse che vengono meno per i reali bisogni, che ad esempio in Sicilia sono rappresentati dalla esigenza di rendere vivibili le città, sottraendole al degrado e alla criminalità e all'emergenza infinita delle strade, come la Palermo-Agrigento, con un cantiere aperto da oltre 10 anni. Sappiamo quanto dura sia la realtà, malgrado i proclami. A proposito, ascoltiamo l'opinione di Monica Maggioni, che abbiamo intervistato al Teatro Pirandello di Agrigento, dove ha incontrato gli studenti del Liceo Leonardo per parlare del suo libro Spettri. Io penso che ci sia un contesto globale estremamente complesso, c'è in corso una riflessione nel nostro Paese. Siccome parliamo di un argomento molto serio e molto complesso, non possiamo dare delle risposte in un sì e no nel volgere di un mattino. Credo che le riflessioni che si stanno facendo in questi giorni siano molto importanti, anche perché appunto il contesto globale in cui siamo non permette di ignorare alcune questioni aperte, e quindi credo che bisognerà continuare a parlarne per un po'.